Padre Pio, Padre buono, portaci i risultati, proteggici dalla Serie B. Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese. Stasera parliamo del Milan, sì, del Milan che ha acquistato Pioli, detto Padre Pio. Ora state un po' protetti dalla zona retrocessione. A parte gli scherzi, il Milan che è in uscita Giampaolo e in entrata Pioli. Voglio il Milan che ha preso Pioli sul mercato come allenatore. Quando c'era Spalletti, poi c'era lo stesso Gattuso che è stato mandato via. Io come prima opzione andavo a prendere Spalletti, però non c'era l'accordo con Spalletti per questione di soldi, secondo me. Non è arrivato l'accordo. Invece con Gattuso, vabbè, non si è voluto il ritorno di Gattuso, non so perché, non so il perché. Comunque il fatto sta che ha preso Pioli. Pioli, ex allenatore del Bologna, della Lazio, della stessa cugina Inter, della Fiorentina che è stata l'ultima squadra italiana che ha allenato e poi il Milan, dovrebbe essere del Milan, ufficiale ovviamente, è del Milan. Pioli come giocherebbe con il Milan? Farebbe una formazione con il 4-3-3. Ha sempre giocato praticamente con il 4-3-3, è la sua formazione. Giocherebbe con Donnarumma in porta, centrali giocherebbero Romagnoli e Musacchio. I terzini dovrebbero essere Teo Hernandez che giocherà titolare, penso di sicuro, e dall'altra parte Calabria. Poi non so se Calabria, Conti o Rodriguez, ma penso più Calabria. Centrocampo che ha tre, ovviamente. Allora, Biglia che è un suo pupillo perché l'ha già allenata alla Lazio, giocherà titolare, secondo me. Poi al fianco di Biglia c'è che sì, c'è Bonaventura, c'è Suso, ce ne sono tanti. Poi c'è lo stesso Benasser, io penso che giocherà Biglia, poi dovrebbero giocare Kessi e Benasser. Poi, vabbè, potrebbe giocare anche Benasser e Suso insieme a Biglia che ci sta benissimo Suso e Benasser. L'attacco che gioca a 3 ovviamente, giocherà secondo me, gioca con Piotek, Leao da una parte e magari, chi lo sa, Suso lo sposta in avanti come esterno d'attacco, o Suso Leao, oppure gioca con Leao, Rebic, Piotek. Questo è secondo me il 4-3-3. Niente male perché poi diciamo che il Milan come terzini ce l'ha da sceglierne due ovviamente. Secondo me giocherà Calabria e Teo Hernandez. Comunque poi come riserva avrebbero Conte e Rodriguez. Conti e Rodriguez. A centrocampo uguale, c'hanno abbondanza, c'hanno Krunic, c'hanno Bonaventura, c'hanno Biglia, c'hanno Kessi, c'hanno Suso. Ce n'hanno di giocatori, anche Castiglieco che può giocare avanti, più attaccante, esterno d'attacco, come in attacco ce l'hanno i giocatori, c'hanno Piotek, c'hanno Leao, c'hanno Rebic, c'hanno lo stesso Castiglieco, potrebbe giocare anche Suso come esterno d'attacco, insomma ce n'ha di giocatori da mettere in quel modulo, in 4-3-3, penso sia un modulo buono per il Milan, poi vedremo il Milan dove può arrivare, ovviamente io avrei preferito Spalletti che ha più esperienza, però, boh, mai dire mai. Pioli magari fa bene. Lo spero per gli amici milanisti perché voglio, non si può vedere il Milan lì giù in classifica. Comunque, spero il meglio per il Milan. Voglio, fatemi sapere voi cosa ne pensate della possibile formazione che ho detto io. Come fareste voi la formazione del Milan con il 4-3-3 di Pioli? Me lo scrivete nei commenti. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video. Ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti amici, buona serata a tutti e forza Napolese.